Dottor Valentinis, l'unità Stroke Unit dell'ULSS 4 di San Donà di Piave compie 20 anni. Com'è stato questo percorso ventennale e cosa state facendo oggi qui a Portogruaro? L'unità è stata inaugurata nel 1999, è stata una delle prime in tutta Italia a essere aperta. Per i primi anni, con 8 posti letto monitorizzati, ci si occupava della cura dell'ictus in acuto, della prevenzione delle complicazioni, e già questo di per sé ha permesso di ridurre non solo la mortalità ma anche le complicazioni legate al danno cerebrale. Dal 2009 qui a Portogruaro abbiamo iniziato ad applicare la terapia trombolitica, quindi l'utilizzo di una sostanza in infusione endovenosa che permette di sciogliere, di distruggere il coagulo che ha dato origine all'ischemia. Negli ultimi anni, dai primi 5-10 casi che abbiamo trattato nel 2009, siamo passati a più di 50 casi all'anno, quindi abbiamo decuplicato i pazienti che riusciamo a trattare e anche ridotto i tempi di arrivo in ospedale, migliorando quindi l'esito sia in termini di mortalità che in termini di conseguenze per il paziente. Da qualche anno, in alcuni casi molto selezionati, abbiamo una collaborazione con la neurologia e la neuroradiologia dell'ospedale di Mestre, il centro hub di riferimento, per inviare pazienti a eseguire la procedura di trombectomia, quindi un intervento meccanico. Con una sonda si risale lungo l'arteria femorale, si arriva alla carotide occlusa, al vaso cerebrale occluso e si disostruisce meccanicamente. Questo ha permesso ulteriormente di ridurre le conseguenze e le complicanze dell'ictus. La giornata odierna è una celebrazione da un lato dei 20 anni di attività, dall'altro un'occasione per un incontro con specialisti che provengono da diverse parti d'Italia, con esperti dell'ictus anche conosciuti a livello internazionale, che permette di fare il punto su quelle che sono le attuali conoscenze, su quelle che sono le prospettive future per i prossimi anni, delle nuove terapie e dei nuovi percorsi che stiamo creando per questa patologia.